Sono iniziate alle prime ore dell'alba i controlli al campo nomadi di Via Longhin e sono tuttora in corso. Una ventina di agenti della Polizia Municipale insieme ai tecnici di APS sono al lavoro. Hanno controllato i documenti di tutti i presenti con lo scopo di capire se all'interno del campo dimorano anche persone che non dovrebbero viverci. Ma il vero motivo è la sistemazione del campo. Sarà riparata la rete di recinzione, sfalciata l'erba e saranno anche eliminate le roulotte dismesse. All'opera ci sono le ruspe che comunque controllano il terreno. Questo non è il primo controllo voluto dalla Giunta Bitonci, che ha sempre dichiarato l'intenzione di monitorare, regolarizzare e ripulire l'area del Parco Nomadi, più che mai dopo le ultime vicende che hanno visto interessata la zona con l'arresto di 18 nomadi accusati di furti e rapine ai danni di rappresentanti orafi e di furgoni portavalori.